No, noi siamo qui questa mattina per questa prima manifestazione perché noi vogliamo salvare questo ospedale. Questo è un ospedale storico, è un ospedale dignitoso, è un ospedale che ha dato molte personalità all'università, ma non è per questo soltanto, perché Venezia è stata anche questo. Noi vogliamo per una popolazione che farà turisti, cittadini ovviamente, turisti, pendolari, studenti, professori e tanta altra gente, è di 150.000 abitanti al giorno. Questi sono i dati ufficiali del comune. Allora questo è un ospedale che deve avere tutto quello che hanno gli altri ospedali dove vive una popolazione di questa entità e non far finta che non ci sia nessuno, perché qui non troviamo più i servizi. Bisogna andare in giro, la gente quando non ama il suo ospedale è un pessimo segno, glielo dico a Padoan, è il suo fallimento, perché quando un cittadino che ha bisogno di qualcosa, se non è così urgente da non poter scappare altrove, come fanno tanti amici e tante persone, come farà lo stesso Padoan quando gli servirà qualcosa, ecco, allora io dico che questo è un momento gravissimo per una città come questa. Noi vogliamo salvare questa città, vogliamo che il Lido abbia quello che serve a una popolazione del Lido con questo ospedale naturalmente, ma con altre attività di altro genere sul territorio al Lido. La popolazione di Pellestrina deve essere servita. Non vogliamo la privatizzazione strisciante che Padoan sta facendo sulla scia di quello che accade in altre regioni. Noi questo faremo di tutto per impedirglielo. Noi vogliamo che venga fatta quell'inchiesta sui comportamenti, sulla correttezza, ma soprattutto voglio dire ancora sui comportamenti e sulla effettiva verifica della rispondenza dei servizi che Padoan ci offre e che noi riteniamo assolutamente insufficienti, rispondano ai bisogni di questa popolazione. E così lo stesso discorso vale per Mestre, ospedale di un angelo che io chiamo Lucifero, perché è un angelo anche quello. Ecco, allora Padoan deve fare le sue cose, deve farlo funzionare. Ha voluto il giocattolo bello che ci costa un'ira di Dio di soldi, ecco, ma non deve pagare quei debiti tagliando i servizi ai cittadini, né di Venezia né di Mestre. Padoan deve avere rispetto per la popolazione e avere quella sensibilità che dimostra di non avere per i momenti di bisogno della gente.